Costigi, buongiorno e ben ritrovati. In questa diretta vi terremo compagnia fino alle 13:30 con tantissime notizie da tutto il territorio veneto, tanta attualità, ma soprattutto, come sempre, tanta cronaca. Ci collegheremo anche in diretta con i nostri inviati per raccontarvi live quello che succede in tutto il territorio veneto. Ma come sempre apriamo il nostro telegiornale con la pagina della cronaca e ci spostiamo nel Trevigiano. Un uomo picchia selvaggiamente la compagna facendola finire all'ospedale in terapia intensiva dopo un delicato intervento chirurgico. Botte anche all'amica della fidanzata, 37enne, arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. Aggredita brutalmente dal compagno che l'ha presa a calci colpendola al volto, al torace e alle gambe, ma la furia dell'uomo non ha risparmiato nemmeno l'amica della fidanzata ospite in quel momento in casa. È accaduto ieri mattina in un appartamento in via d'Osturzo a Treviso. Le due amiche, italiana l'inquilina, colombiana l'altra, dopo aver trascorso la nottata in un locale cittadino, erano andate a riposarsi nell'appartamento. Qui le ha raggiunte il fidanzato dell'italiana, 37 anni, dominicano, domiciliato a Preganziol. Per ragione ancora in corso di accertamento, l'uomo, dopo essersi impossessato dei cellulari delle donne, presumibilmente per impedire loro di chiedere aiuto, si è avventato sulla compagna picchiandola selvaggiamente. Botte, sia pure in maniera meno violenta, anche all'amica colombiana che è riuscita a chiedere aiuto ad un vicino di casa. Subito sono stati allertati i carabinieri e il 118, mentre l'aggressore faceva perdere le proprie tracce. La fidanzata, picchiata con inaudita violenza, è stata trasportata all'ospedale dove, vista la gravità delle lesioni riportate, è stata anche sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Nel frattempo i carabinieri si sono messi alla ricerca dell'aggressore, che è stato rintracciato poco dopo ed arrestato con le accuse di tentato omicidio, lesioni personali gravissime e rapina aggravata. Sconcerto tra i parenti della donna, che raccontano di una relazione burrascosa, anche se non violenta, fino a ieri. Che litigavano spesso, venivano su da me in lacrime e io, piuttosto di dirgli mettere una mano sulla spalla e dirgli lascialo, dirgli che non lo vuoi più, ecco tutto. Lei aveva già paura, aveva già timore e veniva infatti da me a dirmi che potevo cambiare la porta, i serramenti della porta, ecco. E io ho detto sì, ok, te lo cambio, però dopo che io avevo detto se succede qualcosa o viene da te mi chiami a me, io ho detto, però non è stato così. Sono rimasta malissimo quando ho scoperto quello che lui gli ha fatto, quello che era successo, perché comunque noi l'avevamo avvisata di non andare via, di lasciarlo perdere, di farsi la sua vita e di dimenticarsi di lui, ecco. Il 37enne è ora rinchiuso nel carcere di Santabona in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. Con la cronaca rimaniamo nel Trevigiano, uno sfogo che diventa un appello drammatico. È quello postato su Instagram dalla ciclista Laura Tomasi, trevigiana di Miane, ciclista professionista, colpita ieri da un'auto che le ha tagliato la strada a Forte dei Marmi mentre si stava allenando. Sentite. Io vorrei fare questo video perché forse fa pensare qualcuno. È successo che sono in allenamento da sola in parte alla strada e in una rotonda una macchina mi ha completamente tagliato la strada, mi è venuta addosso. Non è successo niente perché per fortuna sono stata in piedi e non sono caduta, ma è stata solo fortuna. E io ho paura ad andare per strada ad allenarmi e questo non è giusto. Io dovevo essere libera e contenta, soprattutto quando sono da sola e in parte ad allenarmi. E io ho paura perché non so cosa se la gente mi ha visto, non so perché, ma io ho paura ad allenarmi e questo non è giusto. Quando sei in macchina devi pensare che la persona in bicicletta è l'utente debole e se al posto mio ci fosse stato magari qualcun altro un po' meno lesto o un po' meno fortunato poteva andare tanto peggio. Non posso fare il mio lavoro avendo paura di continuo. Questo non è giusto. E vorrei che magari questo video facesse pensare le persone che
sono d'accordo con il prendine sotto 1 per educarne 100, perché non educhi nessuno, rischi solo di ammazzarlo. Quindi spero faccia riflettere qualcuno. E si aggrava la situazione a carico del trentenne che ha tamponato a Quinto il 44enne Livio Babetto, poi travolto e ucciso da un'altra vettura. Di ritorno da una festa, ha prima tamponato l'auto con a bordo Livio Babetto, poi un centinaio di metri più in là si è schiantato una seconda volta contro una rotatoria sradicando alcuni cartelli. Infine ha raggiunto la casa di un amico nei pressi della quale ha parcheggiato la macchina vistosamente danneggiata e dove 4 ore dopo il sinistro costato la vita a Quinto al 44enne autotrasportatore di Noale è stato raggiunto dagli agenti della polizia stradale ed è risultato avere nel sangue un tasso di alcol doppio rispetto al consentito. È un quadro che si aggrava, quello a carico del trentenne trevigiano accusato di aver innescato la tragica sequenza di eventi che ha portato alla morte di Babetto. Tamponato, finito nel fossato e quindi risalito in strada, è stato travolto e ucciso da una terza vettura condotta da una 25enne veneziana, negativa invece all'alcol test. La ragazza è stata iscritta nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio stradale. Che l'accusa possa essere estesa in concorso anche al trentenne, rintracciato grazie ai frammenti di carrozzeria rimasti sul posto e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, rimane per ora solo un'ipotesi teorica su cui la procura sta riflettendo. I funerali di Babetto non sono stati ancora fissati, si attende il nulla osta del magistrato, mentre l'esatta dinamica dell'incidente sarà ricostruita attraverso una perizia cinematica cui spetterà di attribuire a ciascuno le rispettive responsabilità. La cronaca ci porta nel Vicentino. È tornato a casa il 45enne di Creazzo che era scomparso da casa giovedì scorso dopo che l'auto era stata individuata da alcuni escursionisti lungo una strada sterrata dei Colli Iberici. La prefettura aveva attivato le ricerche con il soccorso alpino. 13 le persone impegnate, 2 cani molecolari che avevano individuato le tracce dell'uomo a 3 chilometri da casa, poi il lieto fine. E ancora cronaca, sempre a Vicenza, i carabinieri arrestano un giovane che aveva appena rapinato un 76enne vicentino. I carabinieri di Vicenza hanno arrestato un 28enne per rapina aggravata commessa nei confronti di un vicentino di 76 anni. Il malvivente, già noto alle forze dell'ordine, con l'aiuto di un complice che i militari stanno cercando, ha spinto alle spalle la vittima che una volta caduta a terra è stata derubata del borsello che conteneva 200 euro. Subito dopo la rapina però il 28enne è stato fermato da alcuni passanti che l'hanno trattenuto fino all'arrivo dei carabinieri mentre il complice si dava alla fuga. La rapina è accaduta a circa 100 metri da un bar dove i 2 aggressori avrebbero notato il pensionato incassare una vincita derivante da una scommessa e da un gratta e vinci per poi seguirlo e aggredirlo derubandolo. L'anziano, cadendo, è rimasto ferito a una gamba. I militari hanno recuperato il borsello della vittima. L'arrestato si trova ora ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Incidenti lungo le strade padovane. Una donna è uscita di strada ed è rimasta ferita ad Ospedaletto Ganeo. A Borgoricco invece 2 persone sono rimaste ferite nello scontro tra un'auto e un auto articolato. Incidente questa mattina verso le 6:40 in via Speronella dall'Esmanina a Borgoricco tra un camion e un'auto. 2 i feriti. Secondo la ricostruzione della polizia stradale, l'autista di un articolato ha perso il controllo del mezzo pesante finendo fuori dalla carreggiata. Nella carambola è rimasta coinvolta un'Alfa Giulietta. C'è voluta quasi un'ora per liberare dalla cabina il conducente del camion che è stato poi affidato ai sanitari del SUEM 118. Una volta stabilizzato è stato trasportato in ospedale. Ferito anche l'automobilista al volante della Giulietta. La viabilità ha subito rallentamenti. Soltanto dopo le 9 la situazione è tornata alla normalità. Difficoltose le manovre per riportare sulla sede stradale l'autoarticolato. La cronaca ci porta a San Martino di Lupari, incendio doloso ai danni di un'autovelox.
Le fiamme sono divampate intorno alle 3 di domenica notte in via Sant'Andrea, all'incrocio con via San Luca a San Martino di Lupari. Il rogo ha distrutto la colonnina di un'auto Velox, un dispositivo che si attiva solo con la presenza di un agente della polizia locale. Sul posto sono arrivati i volontari dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Borgoricco, che hanno spento le fiamme evitando che si estendessero alla siepe di un'abitazione vicina. Pochi dubbi sulla natura dell'incendio, che sembra essere di origine dolosa. Indagini sono in corso per individuare i responsabili grazie all'esame delle telecamere di videosorveglianza della zona. E ora qualche istante di pubblicità, ma rimanete con noi. Focus TG, bentornati in diretta. Vi ricordo che vi terremo compagnia fino alle 13:30 con tantissime notizie da tutto il territorio. Abbiamo iniziato il nostro telegiornale con la cronaca, rimaniamo su questa pagina e torniamo a parlare della tragica scomparsa di Davide Rebellin. Dopo l'autopsia ci sono novità. Dopo 19 giorni dal decesso, oggi è arrivato il momento dell'autopsia sul corpo di Davide Rebellin, il grande campione veneto di ciclismo, rimasto vittima di un incidente stradale mentre si allenava a Montebello Vicentino, lungo la strada regionale 11, travolto e ucciso da un tir tedesco nei pressi di una rotatoria. All'ospedale San Bortolo gli accertamenti medico-legali sono iniziati verso le 14 alla presenza dei periti di parte. Era atteso il nulla osta della procura per poter svolgere i funerali che potrebbero essere celebrati giovedì o venerdì prossimi nel Duomo di Lonigo. Esequie che sono state rimandate 2 volte per evitare che i vizi di procedura potessero inficiare la validità degli esami autoptici. Irregolarità o ritardi delle notifiche in Germania potrebbero violare il diritto di difesa dell'indagato Wolfgang Rieke, il camionista fuggito in Renania dall'Italia dopo l'incidente senza prestare soccorso. E l'esame autoptico è rivolto a capire se dall'esame del corpo di Davide Rebellin possa emergere qualche elemento utile ai fini dell'indagine, ma anche per escludere l'imponderabile, ossia per escludere che la morte sia stata causata da qualche altro elemento diverso rispetto all'impatto tra il camion e Davide Rebellin mentre era in sella alla sua bicicletta. Elementi che serviranno per circostanziare il mandato d'arresto europeo per l'autista, su cui sta ancora lavorando la Procura di Vicenza, mentre non è ancora stata fissata la data per la ricostruzione cinematica dell'incidente, che stabilirà l'esatta dinamica del sinistro e a dare risposte ai familiari su cosa sia effettivamente accaduto in quella rotatoria maledetta. Le risultanze della perizia verranno depositate dal dottor Cirielli entro 60 giorni da oggi. Dovrebbe pervenire in serata il massimo domani mattina il nulla osta e il seppellimento della salma, che permetterà finalmente alla famiglia di celebrare i funerali di Davide. E a proposito di cronaca, autopsia, torniamo a parlare di Paolo Marangon, del caso, il 67enne di Chioggia, morto a causa della caduta provocata da Morana. L'ha rivelato l'autopsia effettuata venerdì scorso. Sentite. La morte del pensionato 67enne di Chioggia è stata provocata dal 26enne Andrea Morana, che col suo schiaffo violento l'ha fatto cadere non lasciandogli scampo. Paolo Marangon si è spezzato la nuca. L'ha rivelato l'autopsia effettuata sul suo corpo, spentosi lunedì scorso all'ospedale di Mestre a 2 giorni dall'aggressione in via Alga. Marangon aveva ancora il segno sul labbro superiore da quanto forte è stato lo schiaffo di Morana. Un quadro che confermerebbe anche l'accusa di omicidio preterintenzionale mossa al ragazzo, che al momento è ancora libero, decisione che sta facendo molto discutere. Intanto la procura ha dato il nulla osta ai familiari di Marangon per fissare i funerali, che si terranno domani alle 14:30 nella chiesa di Corbanese di Tarzo in provincia di Treviso. Tutto è nato da una sciocchezza. Era sabato sera, lo scorso 10 dicembre. Il 67enne era andato a prendere un'amica per andare a mangiare una pizza. Ha urtato il braccio di Morana, che ostruiva il passaggio, scatenando la sua furia e la sua reazione. Poi la corsa in ospedale, ma Marangon non si è più ripreso. Rimaniamo nel veneziano, incidente questa mattina lungo la 4. Incidente questa mattina poco dopo le 7 lungo l'autostrada A4, nel tratto compreso tra Latisana e Porto Gruaro in direzione Venezia.
Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale giunti sul posto, si sono scontrati due mezzi pesanti. Una persona è rimasta gravemente ferita nell'impatto ed è stata trasportata con urgenza in ospedale con l'elisoccorso. Sul posto, oltre all'ambulanza e l'elisoccorso, anche i vigili del fuoco insieme al personale di Autovie Venete. Rimaniamo nel veneziano e torniamo a parlare del caso Sanuara. Dopo la manifestazione a Mestre, i carabinieri hanno identificato e denunciato le due donne che hanno insultato e aggredito Sanuara strappandole il velo. I carabinieri di Mestre e Marghera sono riusciti ad identificare e rintracciare le due donne che lo scorso 7 dicembre avrebbero aggredito Sanuara, la donna di origine bengalese, mamma di 2 bambini, perché indossava il velo che le copriva integralmente il volto. Si tratta di una 33enne e una 49enne italiane. I militari hanno accertato che mentre entrambe avrebbero offeso la donna verbalmente, solo una di loro l'avrebbe invece aggredita fisicamente strappandole il velo. Era stata proprio Sanuara a recarsi dai carabinieri per denunciare il fatto, per cui sono immediatamente scattate le indagini che hanno portato all'identificazione delle due con la conseguente denuncia. Questo proprio all'indomani della manifestazione contro il razzismo organizzata dalla comunità bengalese, svoltasi a Mestre con partenza dalla stazione e arrivo in piazzetta Coin per il comizio finale. La comunità del Bangladesh, che a Venezia conta dagli 8 ai 10.000 cittadini, è voluta scendere in piazza per difendere le donne che indossano il velo, come il niqab, e invitare anche gli italiani a non chiudere gli occhi contro episodi di violenza gratuita come quello subito da Sanuara, in prima fila insieme ad altre donne. Ancora cronaca veneziana. Dopo le indagini che hanno portato ad accertare la vera identità, nazionalità, il criminale meglio conosciuto come Mummia è stato mandato per sempre nel suo paese, il Gambia. È stato espulso definitivamente l'uomo noto come il Mummia, che a Mestre si sarebbe reso responsabile di una serie di reati, dallo spaccio alla resistenza pubblico ufficiale, molestie, danneggiamenti e molto altro. Episodi che si sono susseguiti negli anni e che, secondo le indagini delle forze dell'ordine, hanno creato un grave allarme sociale in tutto il territorio. Per questo l'ufficio immigrazione della Questura di Venezia ha dato esecuzione al rimpatrio coattivo in Gambia, suo paese d'origine. L'uomo era arrivato in Italia nel 2016 senza alcuna forma di protezione internazionale. Nel 2020 aveva sfondato con un martello lunotti e finestrini di quasi una cinquantina di auto parcheggiate in zona Bissuola a Mestre. Fu accompagnato al centro per il rimpatrio in Sardegna per essere espulso, ma tornò a Mestre per questioni burocratiche. A gennaio 2021 fu nuovamente arrestato su ordine di carcerazione in seguito a un'indagine della divisione anticrimine della Questura, fino all'espulsione definitiva. E una borseggiatrice egiziana è stata arrestata dai carabinieri nel centro storico di Venezia dopo un furto con strappo nei confronti di una turista. L'ha seguita attendendo il momento giusto e poi ha cercato di strapparle la borsa, ma il marito della donna se ne è accorto e ha bloccato in attesa dell'arrivo dei militari. Dopo averla identificata si sono accorti che la donna era già stata fermata poco prima dai colleghi in un'altra zona della città per un presunto furto, ma in quella circostanza era stata solo denunciata. Quindi il processo per direttissima con il giudice che ha convalidato l'arresto e disposto la misura dell'obbligo di presentazione presso gli uffici dell'Arma 2 volte a settimana. E con la cronaca ci spostiamo a Vicenza, meglio ad Arzignano, 2 minori sorpresi a giocare alle slot. Sentite. Hanno sorpreso 2 minori a giocare con le slot machine all'interno di una sala giochi d'azzardo videolottery nel comune di Arzignano. Gli agenti della Questura hanno pertanto sanzionato i titolari dell'attività ed ora la posizione giuridica del locale è al vaglio della divisione di polizia amministrativa della Questura, che al termine degli accertamenti valuterà se proporne al questore la chiusura con sospensione della licenza. I 2 minori sono invece stati affidati ai rispettivi genitori convocati negli uffici di polizia. Attività che si inserisce nel più vasto dispositivo di controlli interforze effettuati nel territorio arzignanese con l'obiettivo di prevenire situazioni di turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica, specie nel periodo prefestivo. Al termine dei controlli, in cui sono stati impiegati 20 uomini, controllati 4 esercizi pubblici, 52 persone, di cui 25 straniere e 12 con precedenti, il questore ha disposto 2 fogli di via
obbligatori nei confronti di soggetti gravati da precedenti che per un periodo di 3 anni non potranno tornare nel comune di Arzignano. Un ordine di allontanamento nei confronti di un cittadino extracomunitario non in possesso dei requisiti per soggiornare in Italia, che dovrà lasciare la nazione entro 7 giorni. E infine 2 avvisi orali nei confronti di altrettanti cittadini che denotano una spiccata pericolosità sociale. E con la cronaca rimaniamo nel Vicentino, o meglio a Marano Vicentino. Commercializzavano pellet con la dicitura Made in Italy, prodotti però che non erano prodotti in Italia ma all'estero. Sentite. Marano Vicentino, 30 tonnellate di pellet del valore di oltre 22.000 euro sono state sequestrate dai finanzieri del comando provinciale di Vicenza ad un'azienda con sede legale nel territorio comunale. Sulla confezione degli oltre 1.900 sacchi di combustibile pronte per essere messe in vendita risultava stampigliata la dicitura Made in Italy. L'origine del prodotto invece sarebbe risultata essere diversa sulla base delle fatture esaminate dalle Fiamme Gialle della compagnia di Schio. L'indagine avrebbe fatto emergere una produzione estera del pellet che una volta confezionata sarebbe stata solo importata e commercializzata in Italia. La dicitura esposta avrebbe quindi potuto trarre in inganno gli acquirenti. La Procura della Repubblica ha convalidato il sequestro del pellet denunciando la società e il suo rappresentante legale per il reato di vendita di prodotto industriale con segni mendaci. L'attività della Guardia di Finanza prosegue per la tutela delle regole del commercio, dove l'alta qualità del Made in Italy rappresenta una garanzia a tutela delle produzioni nazionali. E continuano i controlli straordinari della Questura di Vicenza. Stavolta sono passati al setaccio alcuni edifici abbandonati. I controlli straordinari disposti dal Questore di Vicenza stavolta si sono concentrati anche su alcune sacche di degrado specifiche. Gli uomini delle forze dell'ordine, infatti, hanno ispezionato una cabina dell'Enel di via Bellini e alcuni edifici abbandonati nelle zone di via Torino e di via Battaglione Valleogra, segnalati dai cittadini come luoghi di ritrovo di persone senza fissa dimora, talvolta presenti illegalmente sul territorio nazionale e utilizzati come punti di riferimento per attività illecite. Un genere di controlli, spiega la Questura, che ha lo scopo di tenere monitorate queste aree al fine di evitare che si trasformino in situazioni critiche per l'ordine e la sicurezza pubblica. Al termine dei controlli sul territorio, in 4 esercizi pubblici e a carico di 25 autoveicoli e 96 persone, che hanno riguardato anche le zone calde come Campomarzio, le vie lì intorno e il Quadrilatero, e che hanno visto impegnati 40 uomini e donne di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, il Questore ha preso alcuni provvedimenti: 3 fogli di via obbligatori dal Comune di Vicenza a carico di persone già note alle forze dell'ordine, 5 avvisi orali e 2 ordini di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di cittadini extracomunitari irregolarmente in Italia. E ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, ma torniamo tra poco. Mezzogiorno e 28, Focus TG, bentornati in diretta. Vi abbiamo lasciato prima della pausa pubblicitaria con la cronaca vicentina, ma ora spostiamo l'attenzione a livello nazionale, perché il Veneto sarà la prima regione italiana in cui sarà possibile raccogliere le firme per regolamentare il suicidio medicalmente assistito. Sentite. Con 59.088 firme su 1.239.000, il Veneto fu la quinta regione in Italia a spingere con forza per modificare parzialmente l'articolo 579 del Codice Penale che disciplina l'omicidio del consenziente. Era la battaglia a favore dell'eutanasia legale. Ora il Veneto apre le porte ad un'altra battaglia, sempre in favore dei diritti civili, quella del suicidio medicalmente assistito. Sarà infatti la prima regione in Italia in cui sarà possibile raccogliere le firme per una proposta di legge di iniziativa popolare. Noi chiediamo appunto che si possano rispettare, nell'ambito ovviamente di quelle che sono le competenze del sistema sanitario regionale, tempi e modalità per chi fa richiesta di accesso al suicidio medicalmente assistito, come già possibile appunto in Italia grazie alla sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale. In particolare sappiamo che tempi, procedure sono un elemento fondamentale per chi si ritrova a vivere in una situazione appunto di difficoltà e di malattia. La proposta, nata in seno all'associazione Luca Coscioni, di cui Mario
Marta Perrone, referente veneto, punta ad accelerare e definire una volta per tutte i tempi e le procedure che servono per riconoscere le sofferenze indicibili e non sopportabili e consentire così il suicidio medicalmente assistito, quello che con la sua lunga battaglia personale fu concesso a Stefano Geller dall'ULSS 7 Pedemontana. Noi ringraziamo Stefano Geller per aver voluto anche rendere pubblica la sua lotta, la sua battaglia, ma ci sono tantissime altre persone come Stefano Geller che non hanno le forze, ma hanno giustamente anche il diritto di non esporsi così pubblicamente, ma al tempo stesso meritano i riconoscimenti dei loro diritti. Mercoledì 21 il primo atto, la proposta di legge e la relazione che l'accompagna saranno depositate a Palazzo Ferrofini. C'è il primo step che è quello del deposito, poi si parte con la raccolta firme di 7.000 firme di cittadini residenti in Veneto, dopodiché appunto come era già successo per la raccolta del referendum, tutte queste firme dovranno essere raccolte in presenza di autenticatori, quindi è un processo certificato, ecco, su cui garantiamo l'assoluta anche serietà. Rimaniamo ora nella pagina della sanità e ci spostiamo nel Bassanese. La mozione dell'ULSS 7 Pedemontana piomba in Consiglio Comunale. Se ne parlerà nella seduta di questa sera. Ritardi nella gestione delle liste di attesa, cittadini che si lamentano delle scelte organizzative e penuria di medici di base. I problemi dell'ULSS 7 piombano in Consiglio Comunale a Bassano grazie a una mozione che tira per la giacca, e non poco, il sindaco Elena Pavan. Il documento protocollato dalle opposizioni prende le mosse dalle magagne dell'azienda sanitaria già emerse tante volte in passato, grazie soprattutto alle segnalazioni dei cittadini, come ad esempio il recupero del ritardo delle liste d'attesa bassanesi che va a metà velocità rispetto al distretto 2 della stessa ULSS, o la preoccupazione rappresentata dalle migliaia di firme raccolte dalla petizione indipendente nei mesi scorsi. E poi ci sono i dati dell'ULSS. Abbiamo bisogno per fare questa pianificazione anche di dati che ad oggi non abbiamo ancora. Noi abbiamo liste d'attesa molto lunghe e rispetto ai dati delle liste d'attesa non sappiamo, sia in termini assoluti sia in termini percentuali, quante sono le persone che chiedono un appuntamento, una prestazione, una visita e poi ci rinunciano e vanno nella sanità privata. La mozione chiede innanzitutto un maggior coinvolgimento anche sul piano dell'ascolto di medici, infermieri e operatori che hanno fatto letteralmente i salti mortali in questi ultimi anni per garantire ai cittadini una qualità del servizio a discapito di tutto quello che stava accadendo. Il personale innanzitutto, gli operatori, gli infermieri, i medici che lavorano negli ospedali, anche gli amministrativi, che hanno purtroppo un livello di stress molto elevato, vuoi perché c'è grande difficoltà del turnover, vuoi perché il biennio ha segnato pesantemente molte professionalità. Dobbiamo rendere i protagonisti e ascoltarli per capire come progettare la sanità da qua in avanti. Il provvedimento mette nelle mani del sindaco Elena Pavan una grande responsabilità. Chiediamo che anche i sindaci vengano coinvolti maggiormente, che si ripristini ad esempio una cadenza sistematica della conferenza permanente dei presidenti delle conferenze di sindaci a Venezia, e quindi chiediamo che il nostro sindaco alzi un attimino la voce e si faccia sentire. Dalla sanità alla politica, seconda visita ufficiale a Venezia da Ministro della Giustizia per Carlo Nordio, ospite dell'Unione Triveneta degli Avvocati. Il Ministro si è confrontato sulle riforme della giustizia programmate dal Governo. Non le faremo sconti, dice a Carlo Nordio la Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, Federica Santinon, ma con la sua nomina a Ministro della Giustizia abbiamo assistito ad un deciso cambio di passo. Ed è un cambio di passo apprezzato, a giudicare dagli applausi, gli ultimi in piedi che hanno scandito l'intervento di Carlo Nordio alla sede dell'Unione Triveneta degli Avvocati a Venezia. Nordio ribadisce che il programma di governo prevede la separazione delle carriere di giudice e pubblici ministeri, ma che in questo momento di crisi vanno privilegiate le riforme che anche nel campo della giustizia possano incidere positivamente sull'economia. Dal punto di vista del diritto civile, l'accelerazione dei processi, la digitalizzazione, la semplificazione delle procedure, e dal punto di vista penale la completa revisione dei reati contro la pubblica amministrazione, a cominciare dall'abuso di ufficio, che paralizzano l'attività amministrativa
ispirano nei sindaci la paura della firma e quindi incidono negativamente sui diritti del cittadino e anche sulle attività economiche. Lotta alla carenza d'organico, semplificazione delle procedure, aumento del budget per la giustizia sono le grandi sfide da vincere nella riforma di un settore che sconta una contraddizione storica. La contraddizione più lacerante è che si parla di reati di apologia del regime fascista che vengono puniti in base a un codice fascista firmato da Benito Mussolini e da Vittorio Emanuele III, mentre abbiamo un codice di procedura penale firmato da un eroe della Resistenza che è stato demolito perché è in contrasto con la Costituzione nata dalla Resistenza. E a proposito di giustizia, tra i problemi del suo funzionamento oggi anche la crescita esponenziale delle richieste d'asilo che arrivano ogni giorno al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, una mole di lavoro ormai difficile da gestire. Arrivano al ritmo di 10 al giorno, festivi compresi, 12.000 in 4 anni, le domande di assistenza legale a spese dello Stato che i richiedenti asilo presentano al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia per cause sulla richiesta di protezione. Una mole di lavoro enorme i cui costi di gestione sono inizialmente sostenuti dai soli avvocati. I pagamenti avvengono con ritardi importanti in questo distretto e quindi l'avvocatura sta facendo il possibile per poter implementare gli uffici e migliorare anche questo aspetto qui. L'assistenza legale a spese dello Stato include anche chi ha un reddito inferiore ai 12.000 euro, quasi 15 milioni di persone, cioè il 35% dei 44 milioni di contribuenti italiani. Stanno aumentando sempre di più i poveri e il problema è veramente rilevante. Le domande aumentano, il problema è che c'è un arretrato importante perché manca il personale. Al ministro della Giustizia Nordio in visita a Venezia gli avvocati hanno ribadito questo come altri problemi endemici della giustizia: aumento della mole di lavoro, carenza d'organico, ritardi nell'avvio dell'informatizzazione. Pur mantenendo un occhio critico sulle riforme, l'apprezzamento per la direzione intrapresa è esplicito. Finalmente c'è un magistrato che parla molto chiaro e come ministro della giustizia e si è visto subito il suo modo diretto di affrontare i problemi. Ha puntato molto sulla questione dell'affollamento delle carceri, che per noi è un tasto dolente. Noi siamo difensori di persone che si tolgono la vita in carcere, dell'efficienza della giustizia, perché un sistema giustizia che funziona porta anche ricchezza in Italia e credo che l'Italia se lo meriti. Rimaniamo nella pagina politica e ci spostiamo nel Padovano. All'hotel Sheraton è stato eletto il nuovo segretario provinciale della Lega di Padova. Con pochi voti di scarto vince Nicola Pettenuzzo. Salvi i ricontrolli del caso con 3 schede nulle, 2 schede bianche, 380 voti Michele Giraldo, 419 voti Nicola Pettenuzzo. I voti ricontati in tarda serata hanno poi cristallizzato il risultato a 390 voti per Michele Giraldo, sindaco di Brugine, espressione dell'ala Filo Roberto Marcato della Lega, e 419 voti per Nicola Pettenuzzo, primo cittadino di San Giorgio in Bosco, il candidato sostenuto dal gruppo dei parlamentari padovani Ostellari, Bitonci e Stefani. La Lega Padovana ha scelto il nuovo segretario provinciale e così, come era stato per la segreteria cittadina con l'elezione di Federica Pietrogrande, ancora una volta quella che viene ritenuta la parte salviniana del Carroccio conquista la carica. Un congresso dai toni accesi, quello di ieri allo Sheraton, molti interventi e uno scrutinio voto a voto. Il risultato conferma le due anime leghiste, quella della cosiddetta base e quella dei politici. Nicola Pettenuzzo, nuovo segretario provinciale, le dovrà riunire. Io e Michele, insomma, siamo due sindaci che forse attraverso il loro lavoro sono stati apprezzati dal nostro partito e quindi è giusto così, insomma, è stata una bella sfida importante, adesso c'è tanto da lavorare per riuscire a riunire questo importante partito a livello provinciale. Ma chi diceva che l'altro candidato rappresentava la base, cosa risponde? Che forse la base ha risposto in ugual misura sia per me sia per lui. Lo sfidante Michele Giraldo, che ha perso per soli 29 voti, parla comunque di un risultato positivo da cui ripartire per riunificare il partito.
Abbiamo vinto perché in meno di 5 giorni abbiamo portato a casa un risultato straordinario. Io credo che adesso per Nicola ci sarà un momento di riflessione, di trovare la quadra. Gli auguro il miglior lavoro perché considero che dobbiamo fare il bene per la Lega. Ve lo abbiamo raccontato, una Lega padovana esattamente divisa a metà. Adesso vi facciamo vedere le reazioni dei parlamentari salviniani e quelle degli amministratori regionali vicini a Luca Zaia. Credo sia un risultato importante che dia anche solidità alla sua squadra, al suo direttivo e che soprattutto sia importante per ripartire senza beghe, senza polemiche, ma per i risultati che la nostra gente richiede e che i nostri cittadini richiedono. Questo è quello di cui ci dobbiamo occupare. La Lega padovana ha ora il compito di riunirsi e affrontare la prossima sfida che segnerà completamente il futuro del partito, ovvero la scelta tra 2 mesi del nuovo segretario nazionale veneto, ruolo che ora ricopre come commissario l'onorevole Alberto Stefani. Le settimane precedenti il congresso provinciale erano state caratterizzate dalle polemiche tra gli amministratori locali leghisti e l'ala salviniana che aveva sostenuto il nuovo segretario Nicola Pettenuzzo. Un risultato eccezionale invece per Nicola Pettenuzzo, perché c'è qualcuno che per settimane ha detto che aveva tutti i voti della base contro questa oligarchia che hanno inventato a livello giornalistico. Invece alla fine la maggioranza dei militanti hanno votato Nicola Pettenuzzo, quindi una candidatura che è nata dalla vera base. Il fronte che sosteneva invece Michele Giraldo ha richiesto ieri sera un riconteggio dei voti per verificare le corrispondenze tra firme e schede. Alla fine il distacco è stato di appena 29 voti. Il risultato padovano è stato contestato dall'europarlamentare Tony Darè. Mi dicono che da Padova abbiano fatto 50 militanti l'ultima settimana, quindi il congresso è stato vinto per 29 voti dai salviniani, tanto per dire in maniera molto chiara, e questo ha creato ancora più irritazione e ancora più divisione su quelle che sono le 2 fazioni. Ora tutto si gioca per la segreteria regionale con Roberto Marcato che contende il ruolo attualmente di Stefani. Marcato che ieri in tarda serata era stato a sua volta critico sul voto della giornata. Resta la domanda: se non ci fossero state i 50 militanti passati nelle ultime ore, se il risultato sarebbe stato lo stesso. Dopodiché, l'ho sempre detto, vinca l'uno, vinca l'altro, non c'è nessun problema, però sarebbe stato bello poter fare una campagna elettorale alla pari, cosa che non è stata. Che periodo si apre adesso per la Lega? Io spero che si apra finalmente un periodo di confronto dove non ci siano più le scelte pilotate dall'alto. Ci sarà un segretario, ci sarà un direttivo dove si potrà discutere finalmente, dove i militanti sapranno tutto quello che accade. Chiudiamo la pagina politica con una piccola pausa pubblicitaria. A tra poco. Focus TG, ben ritrovati in diretta. Nella prima parte del nostro telegiornale vi abbiamo raccontato la cronaca del territorio, abbiamo poi aperto la pagina politica, abbiamo parlato di sanità, ora invece parliamo di turismo e ci spostiamo nel Trevigiano, meglio a San Boldo. Alcuni abitanti denunciano la carenza di servizi. Sentite. Via di passaggio tra la pianura e la montagna, meta di escursioni estive e giri in bicicletta per migliaia di turisti, semplicemente casa per i 24 residenti. Il San Boldo, zona di confine tra Cison e Borgo Valbelluna, è di tutti e di nessuno. La competenza e quindi la responsabilità, a cominciare dalla viabilità, mezza pubblica e mezza privata, e molti servizi risultano carenti, come hanno voluto sottolineare ai nostri microfoni alcuni abitanti riuniti in uno dei pochi locali della zona. Quando veniamo qui abbiamo qualche volta difficoltà a metterci in comunicazione con il resto del mondo tramite il telefono, perché qui non arriva il cellulare, la rete cellulare o meglio arriva in maniera sporadica e a seconda delle zone. Sapete bene che essere in contatto con il cellulare è una cosa importantissima anche dal punto di vista proprio dell'assistenza sanitaria, anche se vogliamo. I parcheggi, cioè qui non esiste un parcheggio che permetta a chi arriva di trovare sicuramente posto. Vedete quella zona lì, quella è
l'unico parcheggio che viene utilizzato dalle persone che per esempio vogliono andare a fare una passeggiata al rifugio dei Lof, che è un rifugio un bivacco molto conosciuto. La gente che viene qui la domenica, d'estate, si aspetta di trovare anche un minimo di servizi che non ci sono, quindi anche questo potrebbe essere un qualcosa che aiuta a migliorare la situazione. Le zone picnic che in altre parti qui vicino sono ben presenti, qui a San Boldo non ci sono zone picnic. E qui anche qua con poco si potrebbe fare molto. Le esigenze di chi qui ci vive e di chi viene come turista si incrociano. Qui come segnaletica a disposizione degli escursionisti lascia molto a desiderare, soprattutto nella parte che va verso Pian delle Femmine e Col Visentin. Quindi lì sarebbe da fare un intervento. Questo problema viene sollevato spesso e volentieri dagli escursionisti stessi. Manutenzione delle stradine, sfalcio dell'erba, pulizia delle caditoie, la lista delle necessità è lunga. Bisogna che la gente abbia anche un po' di servizi, di parcheggio, perché manca, è quello che manca, insomma, ecco qua nel Passo San Boldo manca il parcheggio e i servizi igienici. San Boldo, area ad alta vocazione turistica solo da alcuni anni. In particolare dopo del passaggio del Giro d'Italia ha avuto un esploit. Maggiori servizi e valorizzazione di quello che c'è già, concludono gli abitanti, dalla Casa degli Alpini, da sfruttare maggiormente, al Museo della Strada dei 100 Giorni. Che però è utilizzabile, è visitabile 2 giorni all'anno, che è un peccato. Basterebbe secondo me poco per migliorare la situazione in maniera notevole qua del Passo San Boldo. Rimaniamo a parlare di temi di grande attualità, parliamo di economia. Nonostante il momento delicato, il caro energia e l'inflazione, sono positivi i dati relativi alla produzione industriale del terzo trimestre del 2022 diffusi dal Centro Studi di Confapi. 900 piccole e medie imprese rappresentate nel Padovano per Confapi, che traccia un bilancio ottimista dell'andamento della produzione industriale del 2022, che si chiuderà con un PIL a più 3,8% in Veneto, a livello nazionale siamo a più 3,1% e con un saldo positivo di oltre 7.000 assunzioni solo in provincia di Padova. Noi avevamo un'economia che tirava nel mondo ed è stata fermata da una pandemia, non da una crisi economica. Poi su quella si sono innestate altre cose, ma era così. L'Italia ha saputo reagire come sempre fa, e questa parte d'Italia più di altre proprio per la cultura di impresa che ha da sempre e anche per la dimensione medio-piccola e quindi flessibile delle nostre aziende. Bene l'export, ma non solo. Poi c'è stata una ripresa generale anche per i mercati interni, legata anche per esempio alla ripresa molto forte del turismo, che ha generato domanda e quindi le cose sono ripartite. Se preoccupano il caro energia e il ritorno dell'inflazione, sul piatto resta il tema della scollatura tra domanda e offerta per quanto riguarda il lavoro. A fronte di oltre 20.000 posizioni aperte nelle aziende padovane per il prossimo anno, oltre la metà di quei posti rischiano di rimanere vacanti per mancanza di candidati o di preparazione idonea. C'è sempre quel grande distacco tra scuola e istruzione e mondo del lavoro che dovrà essere superato e che si comincia ora a superare grazie anche alle operazioni che stanno facendo le scuole, in particolare nel Veneto e a Padova. Abbiamo un provveditore agli studi che sta spingendo molto sul tentativo di mettere insieme domanda e offerta. E a proposito di grandi bilanci, ci spostiamo nel veneziano. Presentato a Ca' Foscari il rapporto statistico 2022, il Veneto si racconta, il Veneto si confronta. 3 numeri da evidenziare: la crescita del PIL. Per il 2022 le cifre dicono che ci sarà una crescita del 4,2% in termini di PIL, un dato anche superiore alla stima del 3,8% diffusa qualche giorno fa dalla CGA di Mestre. È emerso nel rapporto statistico giunto alla 19ª edizione Il Veneto si racconta, il Veneto si confronta, presentato a Ca' Foscari. I dati diffusi mostrano un Veneto con una capacità di reazione superiore alla media italiana.
E dobbiamo guardare al passato con un'attenzione particolare, che tutto ciò che viene visto come un obiettivo, come un fabbisogno o come una prospettiva per il futuro non deve essere vista in modo statico, in modo rigido, ma vi deve essere veramente quell'elasticità che ci aiuta ad adeguarci nel momento in cui la situazione attuale dovesse cambiare repentinamente. L'export regge bene, toccando nei primi 9 mesi dell'anno un più 17,5% rispetto allo stesso periodo del 2021, assieme all'industria turistica che dopo 2 anni segnati da restrizioni negli spostamenti raggiunge nell'estate quasi i valori del 2019, l'anno dei record. Nel 2021 la variazione degli investimenti è stimata a più 16,7%, l'industria cresce del 12,8%, le costruzioni del più 18,5%, trainate anche dall'utilizzo dei bonus sull'edilizia. Nel sociale in Veneto il disagio, seppur in aumento, è meno diffuso rispetto ad altre regioni e coinvolge complessivamente il 16,9% della popolazione residente. Ci sono infine segnali di ripresa anche nel mercato del lavoro. Nel secondo trimestre dell'anno il tasso di occupazione cresce e torna a livelli pre-pandemia, registrando il valore del 67,7% con assunzioni che superano del 30% quelle registrate nel primo semestre del 2021. Cambiamo argomento e torniamo nel Padovano. Prima manifestazione organizzata a Rovigo contro le trivelle in Alto Adriatico. I manifestanti, pensate, hanno chiesto e ottenuto un incontro in prefettura. Abbiamo già pagato come Polesine la subsidenza dell'abbassamento dei terreni con le estrazioni di metano. E adesso se ricominciano noi andiamo a fondo. La manifestazione prima davanti alla prefettura con slogan e striscioni, associazioni e politica insieme, poi l'incontro con il prefetto di Rovigo Clemente Di Nunzio per consegnare un documento contenente le motivazioni a sostegno del no trivelle, redatte dall'avvocato ambientalista Matteo Cerutti. Siamo qui a manifestare per questo progetto che ancora si ventila qui da noi al Polesine e del quale siamo fermamente contrari, non per ideologia ma per i fatti, cioè il territorio si è abbassato a concausa dell'estrazione del gas metano, quindi non vogliamo assolutamente che ciò si ripresenti. La linea, non crediamo ci sia la necessità di far intervenire comitati tecnico-scientifici o quant'altro, perché è sotto gli occhi di tutti. Una protesta civica a cui hanno preso parte, oltre ai comitati, anche il WWF, Italia Nostra, Unione Popolare e la CIA. Però effettivamente non siamo disposti a lasciare nemmeno un centimetro del nostro territorio per quelli che possono essere interessi occulti oppure interessi di qualche, diciamo così, di qualche interessato. La prima protesta organizzata a cui promettono ne seguiranno altre. Chiedono i comitati una posizione più netta da parte della Regione Veneto, che ha aperto all'approfondimento tecnico-scientifico voluto dal Ministero. Emerge dagli esponenti della Lega che c'è un Veneto del Nord e un Veneto del Sud. Se noi vediamo gli investimenti fatti in termini viabilistici, se noi vediamo gli investimenti fatti in termini infrastrutturali, scopriamo che il Veneto si ferma a Venezia. Rimaniamo nel Padovano. Su proposta dell'assessore alla protezione civile Giampaolo Bottaccin, la giunta regionale ha stanziato 700.000 euro di contributi per far fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e dai beni immobili privati registrati a causa degli eventi calamitosi relativi nel 2021. Per danni a beni pubblici arriveranno 35.000 euro al comune di Ospedaletto Euganeo, mentre per i danni ai privati saranno risarciti i cittadini dei comuni di Abano e Abbignasego. Ve l'abbiamo raccontato, c'è stato un retromarcia da parte del governo sui pagamenti con il POS e l'Appe di Padova prepara una contromossa invitando i clienti a evitare il pagamento elettronico per piccoli importi. Sentite. Purtroppo è stata tolta una delle norme che più interessavano i pubblici esercizi, cioè eliminare l'obbligo di accettare i pagamenti POS sotto una certa soglia. Non nega la delusione Filippo Segato, segretario provinciale dell'Associazione Pubblici Esercizi di Padova.
Il governo esce sconfitto dal dialogo con l'Europa e prova a dare un contentino che i commercianti attendono con ansia. Normative europee, hanno portato il governo a fare una retromarcia su questo argomento, anche se il ministro ha già dichiarato, il ministro Giorgetti, che saranno comunque introdotti dei crediti d'imposta per andare ad abbattere quelli che sono i costi delle commissioni per l'accettazione di pagamenti elettronici, soprattutto per le microtransazioni di importo basso. Non solo problemi di costi, ribadisce Filippo Segato. Per esempio l'aumento delle colazioni al mattino o delle pause pranzo a mezzogiorno, ecco, questo crea dei disservizi nei confronti della clientela che si trova in coda ad aspettare il proprio turno, mentre le persone davanti stanno pagando, chi col telefonino, chi col buono pasto elettronico, chi con l'orologio, chi con il bancomat o la carta di credito. Per questo l'Associazione Pubblici Esercizi sta preparando un cartello da mettere in bar e ristoranti con un appello ai clienti. Chiediamo ai consumatori di voler continuare a pagare in contanti le microtransazioni, quindi per importi fino ai 10-15 euro, che sia preferito appunto il pagamento con banconote o monetine. Cambiamo ora argomento e ci spostiamo nelle alte montagne. L'attesa è finita, gli impianti della Marmolada riapriranno giovedì prossimo e l'avvio della stagione questa volta è ufficiale. Grazie alle nevicate degli ultimi giorni, alle temperature e al lavoro degli operatori, il Natale del comprensorio dell'Alto Agordino può dirsi salvo. E a partire non saranno solo gli impianti di risalita, dal 22 dicembre infatti sarà aperto il Museo della Grande Guerra che si sviluppa a 3.000 metri di quota e poi sempre in Sarauta la mostra di Fabio Vettori, Formiche di Marmolada. Ritornerà inoltre la possibilità di assistere al sorgere del sole dall'esclusiva terrazza panoramica di Punta Rocca. Rimaniamo nel bellunese. La convivenza con il lupo è possibile ma va gestita. All'ex Casa Rossa di Ponte nelle Alpi un incontro affollato per parlare della presenza in provincia del grande predatore. Da quando la sua presenza è diventata avvertibile se ne parla. L'uomo lo teme e da sempre ha nei suoi confronti un desiderio di rivalsa e di supremazia. Parliamo del lupo, di cui si è discusso in una affollata sala di Ponte nelle Alpi. Nella cultura umana il lupo è stato dipinto a partire dalla Bibbia, ma da tutta la cultura che è sopravvenuta con una forma alterata della sua realtà. Oggi vorremmo fare una luce chiara su quello che è il lupo, di come si comporta, di quali sono le azioni che possono far convivere il lupo anche in provincia di Belluno. Il problema è come conviverci. Si tratta di un animale schivo che se può gira alla larga dall'uomo, che non ama nemmeno farsi solo vedere, ma che si nutre delle prede più facili, che purtroppo possono essere le pecore, specie quando sono rinchiusi in un recinto da cui non possono fuggire. Noi dobbiamo pensare che il principio generale di conservazione delle specie in Italia dettate dalla legge è che le popolazioni si gestiscono a livello di popolazione, non di singolo individuo. Teniamo conto che i lupi ne nascono tanti ogni anno e ogni anno ne muoiono. Noi quest'anno in 3 giorni sono morti 3 lupi investiti. Quindi non è salvando un lupo o abbattendo un lupo che comprometiamo la situazione faunistica. Questo deve essere molto chiaro. Vi raccontiamo ora una notizia dal veneziano. È Miss Italia Social 2022 Sara Pilla, la gondoliera veneziana che grazie al suo reel su Instagram raggiungerà a Roma le finaliste di Miss Italia per raccontare a supporto del team digital del concorso i retroscene, le emozioni della finale. Già da 5 anni Miss Italia ha un occhio di riguardo per il mondo dei social. Il titolo di Miss Italia Social nasce dal desiderio di includere questo aspetto nella vita delle ragazze sempre più immerse tra varie piattaforme online. Con il suo reel Sara si è raggiudicata il titolo di Miss Italia Social Veneto, vagando tra i canali di Venezia come state vedendo e mostrando punti di interesse della città grazie alle sue doti di gondoliera ma anche di cantante e musicista. E ora cambiamo argomento, manca poco al Natale, ormai pochi giorni e è stato un assalto al centro di Treviso nell'ultimo fine settimana prima di Natale. Vediamo. Dato che è anche una bella giornata siamo usciti per vedere, insomma, di prendere gli ultimi regali.
per augurare un buon Natale con un piccolo pensiero, però le cose fatte a mano sono sempre un po' più belle secondo me, e questo è il posto giusto. Ultima domenica prima di Natale, una bella giornata di sole ed è assalto al centro di Treviso per l'acquisto dei regali, ma anche per una semplice passeggiata tra mercatini, negozi aperti, decorazioni e luminarie. La polizia locale stima circa 140.000 presenze nella giornata di oggi, 90.000 ieri, dalla città e dalla provincia, ma anche numerosi turisti da fuori regione e dall'estero, come questa signora dal Brasile. Maravilhosa, sou apaixonada, muito linda, acolhedora, povo simpático, muito bom. Soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale. Una città che dimostra sempre più di essere attrattiva per un grande pubblico. Naturalmente essere attrattivi per un grande pubblico significa anche dare una boccata d'ossigeno ai nostri commercianti e ai nostri artigiani che hanno possibilità di far vedere e di vendere i loro prodotti. Molto buona l'affluenza nei negozi e tra le bancarelle. Le attese sono buone e i dati di chiusura di quest'anno altrettanto. Hanno preso qualcosa per fare proprio di regalini, di pensierini, dopo sono tutte cose fatte a mano, no, veramente bene. Treviso ha retto all'assalto prenatalizio, anche se nelle fasce orarie di maggior afflusso al mattino e al pomeriggio la viabilità ha subito rallentamenti con code e parcheggi strapieni. Davvero grande soddisfazione, chiedo un po' di pazienza per coloro che fanno un po' fatica a trovare parcheggi e li invito a seguire le indicazioni che li accompagnano in tutti quei parcheggi scambiatori che abbiamo allestito nella primissima periferia della città, che consente di parcheggiare e di raggiungere il centro storico davvero con pochi minuti a piedi. Grande affluenza che ha spinto gli autisti della MOMA a scrivere una lettera a Babbo Natale, recapitata alla società di trasporti e al sindaco, affinché venga rivista la viabilità per i bus in centro storico il sabato ed i festivi, per salvaguardare i pedoni. Questa presenza importante di pedoni rende complicato il lavoro degli autisti e del passaggio dei mezzi pubblici, quindi affronteremo questo tema come abbiamo sempre fatto, con grande responsabilità e con grande sinergia col presidente Colladon, che da sempre si è dimostrato collaborativo, e sapremo trovare le giuste soluzioni per garantire il servizio ai nostri cittadini e allo stesso tempo garantire la sicurezza sia per i pedoni che per gli autisti. E ora qualche istante di pubblicità, torniamo tra poco. Focus TG, bentornati in diretta. Come sapete, nel nostro telegiornale ci colleghiamo in tutto il territorio per raccontarvi live, in diretta, quello che succede. Ora ci spostiamo a Padova perché c'è lì per noi la nostra Anna De Roberto, precisamente dalla sede dell'Ordine dei Medici. Buongiorno Anna, raccontaci le ultime novità. Buongiorno Sharon, buongiorno ai tuoi telespettatori. Allora parliamo piano, siamo all'interno dell'androne della sede dell'Ordine dei Medici di via San Prosdocimo di Padova. È in corso la conferenza stampa iniziata da circa mezz'ora, non siamo riusciti a portare fuori qualche ospite perché diciamo che la discussione sta entrando nel vivo. Qual è il tema? Il tema è il bilancio dell'anno 2022 sotto tanti punti di vista. All'Ordine dei Medici sono iscritti 9.000 medici qui a Padova e in questo numero mancherebbero all'appello almeno 40 professionisti che dovrebbero servire prestazioni sul territorio. Se pensate che sono invece 640 i medici che mancano, medici di medicina generale, all'appello in tutto il Veneto, ma i dati che sono emersi, quelli più interessanti, sono legati all'obbligo vaccinale, perché pensate che l'Ordine dei Medici di Padova, solo quello di Padova, ha dovuto gestire ben 3.000 pratiche, protocolli, per andare ad accertare tutta la documentazione e quindi anche fare richiesta quando la documentazione mancava per l'attestazione dell'avvenuta vaccinazione da parte di medici iscritti all'ordine. Di queste 3.000 vi leggo qualche dato. Inizialmente erano 908 il numero delle posizioni vaccinali che sono state complessivamente valutate e sono partite, pensate, 1.039 lettere di diffida a produrre documentazione attestante lo stato di vaccinazione. Vuol dire che oltre 1.000 medici su 9.000 non erano in regola con il loro documento vaccinale. Alla fine il bilancio qual è? Sono 252 i provvedimenti di sospensione dell'esercizio della professione adottati nel corso del 2022 per inadempimento dell'obbligo vaccinale. Il presidente, il dottor Domenico Crisarà, ci raccontava anche che c'è
un altro provvedimento che è tuttora aperto, perché c'è un dottore, un medico di medicina generale di Padova, che si è rivolto al garante della privacy perché non ha gradito il fatto che i suoi dati fossero stati comunicati dall'ordine agli organi preposti, quindi all'azienda sanitaria e anche alla prefettura, come peraltro vuole la legge. Quindi questo è un po' il paradosso, la legge chiede di assolvere a determinati obblighi e poi quando questi obblighi sono assolti e qualcuno presenta un esposto, bisogna anche andare a giustificare il perché ci si è comportati in quel modo. Quindi questa è un po' la denuncia, è come una sorta di bilancio tra luci e ombre, quello dell'ordine dei medici che stanno lavorando tanto, soprattutto in questo periodo c'è un più 30% di accesso negli ambulatori, proprio perché ovviamente ci sono le influenze, c'è il virus sinciziale, il Covid ancora sta colpendo soprattutto le fasce più deboli, e nel frattempo c'è anche tutta la pratica amministrativa da gestire, quindi tutti questi protocolli che sono stati redatti in un anno intero dai medici dell'ordine, quindi anche dal loro ufficio amministrativo, per poter dimostrare di essere in regola con la legge e quindi far rispettare l'obbligo vaccinale ai propri iscritti. Ecco, questi sono un po' i numeri che sono emersi, sono numeri importanti che raccontano di una realtà, quella dei medici di medicina generale, che sta facendo fatica a gestire tutti gli adempimenti che arrivano dalle leggi. Grazie alla nostra Anna De Roberto per averci raccontato tutto così nel dettaglio. Buon lavoro Anna, ciao, grazie. E torniamo invece a Treviso, nella grande pagina delle feste natalizie, alberghi pieni all'80% e riccari del 20%. Sentite. Le 2 settimane dal 26 all'8 circa siamo quasi tutti al completo, quindi le figure chiave sono veramente il reparto ai piani, la parte del servizio colazioni e perché no la reception, perché alla reception viene chiesto veramente di fare alle volte il doppio lavoro, se non triplo. Alberghi occupati all'80% con un ritocco ai listini del 20%. Sono i dati degli albergatori trevigiani che con soddisfazione salutano la stagione invernale, nonostante buona parte dei ricavi portati a casa nei mesi estivi stia servendo per pagare i costi di luce e gas con l'ultima impennata post pandemia. Quest'estate sono andati a mangiare il risparmio dei 2 mesi precedenti, quindi possiamo dire che luglio è servito per coprire i costi delle bollette del mese di giugno, per esempio. Quindi stiamo parlando di rincari circa del 30-40%. Adesso il prezzo al pubblico più o meno deve essere, secondo me è stato ritoccato minimo un 20%, nei casi peggiori anche di un 40%. Aumenti che, se accompagnati però da un'offerta ancora di qualità, conferma la vicepresidente Giulia Casagrande, sono accettati di buon grado dai clienti. Anche perché i prezzi a livello mondiale sono generalmente più alti di quelli che vengono applicati qui da noi. Buoni dati anche per la provincia, a trainare territorio, enogastronomia con il Prosecco e più in generale il brand Colline UNESCO. L'UNESCO è stato un volano incredibile, quindi veramente una cosa che ha dato la spinta definitiva proprio al turismo come leva di sviluppo economico. Manca sempre meno, il Natale a Treviso entra nel vivo, in programma feste, mostre e grandi concerti. Sono ancora tante le iniziative di cui godere per le festività natalizie a Treviso e sono tutte consultabili nel calendario organizzato dal Comune. Tutti i weekend, Babbo Natale sotto la loggia, gli artisti di strada e numerosi appuntamenti a teatro come quello del 22 dicembre in una grande festa natalizia dedicata alle più belle canzoni di Frank Sinatra e l'immancabile concerto di Capodanno. Ovviamente tutte le mostre in corso, perché ricordo che Treviso, pensate, ha 3 mostre importanti in corso, perché abbiamo quella di Antonio Carlini in dialogo con il maestro Arturo Martini. Abbiamo appena inaugurato la mostra dedicata a Endless, uno degli street artist britannici più famosi al mondo, mentre a Santa Caterina continua con grande successo la mostra dedicata al nostro grande artista del Rinascimento che è Paris Bordon. Un Natale che sta andando molto bene dunque quello in città, con la grande gioia e senso di comunità per grandi e piccoli. E poi anche un'altra novità, una primissima, visto il successo della Loggia Incantata, e come sapete la Loggia Incantata è legata al villaggio di Babbo Natale,
Natale, ma la novità di quest'anno è che l'allestimento verrà un po' cambiato e quindi per la Befana la loggia sarà in veste befanesca con molte sorprese dedicate ai bambini. Carbone a chi? Carbone assolutamente a tutte quelle persone che non verranno a Treviso a Natale, perché a Natale Treviso è bellissima e vale veramente la pena di venire a visitarla. E a Padova torna il Canta Natale. Per il 5° anno consecutivo migliaia di padovani hanno raggiunto la pediatria per portare sorrisi, un po' di serenità ai bambini ricoverati. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Le note di Feliz Navidad e poi tutte le altre canzoni di Natale, migliaia di voci si sono unite in coro perché quelle parole di festa e conforto possano oltrepassare le finestre dei reparti e raggiungere i piccoli ricoverati in pediatria che in ospedale dovranno passare le feste di Natale. Un lungo biscione di babbi, famiglie intere, amici diverse e le istituzioni presenti, cappello in testa, hanno camminato assieme per raggiungere l'ospedale, il punto di raccolta al portello. Oltre 6.000 persone hanno donato ieri il loro tempo e la loro voce. La manifestazione, il Canta Natale, si è svolta per il 5° anno consecutivo. Era il 2018 quando il primo Canta Natale radunò 1.000 persone. Già nel 2019 erano diventate 4.000. Dopo le canzoni di Natale, una delegazione guidata dalla Renna Cometa e dai supereroi dell'associazione Gioca con il Cuore è salita insieme al sindaco Giordani, all'assessore Lanzarin e alla direzione ospedaliera a portare un saluto ai reparti. Il calore del Natale ai bimbi e a tutti i medici e infermieri in servizio. Ci spostiamo ora nel Trevigiano, incanto del Natale nel borgo di Mura. Oltre 100 presepi in mostra in tutto il paese. La magia del Natale è in ogni angolo di questo minuscolo ed incantevole borgo nel cuore delle colline UNESCO. Mura, frazione di Cison di Valmarino, un dedalo di vicoli, corti, porticati, case in sasso. Nel periodo natalizio è ancor più suggestivo. Non c'è angolo nel quale non sia stato allestito un presepe, piccole e grandi opere artigianali unite in un percorso che si snoda tra le viuzze. Sono un centinaio le rappresentazioni della Natività che si possono ammirare nella mostra dei presepi e non mancano i riferimenti all'attualità, alla guerra in Ucraina, con le macerie di oggi nella Betlemme di 2000 anni fa. Fino all'8 gennaio la comunità di Mura accoglierà i visitatori con iniziative dedicate al Natale ed il 6 gennaio alla Befana, ma i presepi si possono ammirare in tutto il periodo delle feste. Apriamo ora la pagina dello sport. In Serie D Cartigliano vittorioso nel derby col Montecchio, cade invece il Bassano in eccellenza. I derby non si giocano, si vincono. Cartigliano e Montecchio Maggiore però non la pensano così, almeno per quanto riguarda la prima parte. Al fair play è infatti andato in scena un derby spettacolare, giocato e come da entrambe le squadre, che poteva finire in parità, ma che invece ha premiato chi ci ha creduto di più, il Cartigliano appunto. Vittoria 3-2 in una gara che è sembrata un gran premio di Formula 1, di quelli degli anni 90, sorpassi contro sorpassi ed emozioni fino all'ultima curva. Miniati porta in vantaggio i biancazzurri, gli ospiti capovolgono tutto con Strada e Visinoni, ma questo Cartigliano ha cuore e qualità. Di Gennaro e Barzon firmano il 3-2 finale che vale il 6° posto in classifica. Cade in eccellenza il Bassano, Marco Gugole della Belfiorese firma l'1-0 al Mercante che interrompe una lunga striscia positiva per i giallorossi. Vince e convince invece l'Eurocassola che batte 2-0 l'Albignasego con i gol di Simoni e Michelon. Bene, anzi benissimo lo Schio che vince 1-0 col Garda e vola in classifica. Ed è stata grande festa all'aeroporto Marco Polo di Tessera, dove sono atterrate le Pantere dell'Imeco Volley Conegliano di rientro dalla Turchia, dove hanno conquistato il mondiale per club contro l'eterna avversaria del Vakifan Istanbul, dove ora milita l'ex campionessa Paola Egonu. Un grande entusiasmo dei tifosi per l'ennesimo trofeo che riporta le Pantere collinanesi nell'Olimpo del volley mondiale.
E a proposito di grandi feste, dopo i tempi supplementari e i rigori a Padova, anche i tifosi argentini hanno festeggiato la vittoria della nazionale. In circovalazione una trentina di supporter d'albiceleste hanno festeggiato con cori, magliette della nazionale e anche qualche petardo. I clacson dei padovani hanno accompagnato i festeggianti argentini, felici per il mondiale vinto da Messi e compagni. Cambiamo ora pagina e torniamo nel Bassanese. Uno scultore, pensate, ha realizzato sul sentiero che costeggia il Brenta alcune sculture animali, regalando alla città un angolo di magia in uno dei luoghi più amati dai bassanesi. La Brenta mormora a 2 passi dal centro di Bassano. Qui non arriva il rumore delle auto che corrono sul Ponte Nuovo, non arriva il rumore dei brindisi sul Ponte Vecchio, ma c'è tutta la natura, c'è la natura viva, vera, e c'è la natura creata da uno scultore qui proprio in riva al grande fiume. C'è un'aquila che ha fatto il signor Silvio Rizzato e non è tutto, perché qui c'è un vero e proprio angolo di vita ricreata. Non possiamo chiamarlo zoo perché non sono animali in gabbia, sono animali che sembrano prendere vita, come questa volpe che esce dalla sua tana all'interno del tronco e che fra qualche giorno sarà accompagnata da un gatto selvatico sulla cima di questo tronco. C'è l'airone cinerino che si tuffa nella Brenta e ci sono tanti altri animali in arrivo. Chiude questa bellissima carrellata il gufo, un gufo creato all'interno di un tronco di castagno qui sulla riva della Brenta, ma chi meglio dell'autore può raccontarci quello che sta succedendo qui? Il gufo è una cosa che non si vede, però c'è l'aquila, dopo c'è l'airone cinerino, volpe, scoiattoli, ce ne sono, perché adesso ci sono arrivati anche i gabbiani dal mare, quindi qua ce n'è per tutti i gusti. Un luogo bellissimo, un luogo magico questo, in riva alla Brenta, dove creare questo piccolo paradiso. Sono venuto qua a fare i primi lavori, ho detto ma è un posto meraviglioso sto qua. Il rumore dell'acqua, tu ti metti qua a lavorare, c'è una pace, ogni tanto c'è qualche animale che si avvicina, ma è una cosa bellissima, ecco. Devo dire che anche tutti quelli che passano di qua, tutti si fermano, scambiano 2 parole, quindi è una cosa molto simpatica e anche fa piacere, insomma. E così l'ingegno dell'uomo ancora una volta ci riporta in mezzo alla natura e ci ricorda che siamo parte di qualcosa di più grande. E dopo queste bellissime immagini del lungo Brenta rimaniamo a Bassano, ultimo appuntamento con il festival organistico del Pedemonte del Canal di Brenta. Si è concluso domenica il primo festival organistico del Pedemonte e del Canal di Brenta, che ha fatto suonare i più importanti organi storici del territorio. L'ultimo appuntamento nella chiesa di Sant'Eusebio a Bassano, dove Letizia Butterina ha eseguito un concerto dedicato al Natale suonando un prezioso strumento costruito da un organaro anonimo del 1600. Prima del gran finale, il festival, a cura dell'Associazione Amici degli Archivi di Vicenza e di Bassano, aveva incantato il pubblico di Borso del Grappa, Mussolente, Campolongo sul Brenta, Romano de Zelino e Semonzo. Ci spostiamo ora nel Bellunese, presentato il risultato di un percorso di lavoro che ha visto proprio loro protagonisti, i ragazzi. I giovani hanno una visione che è completamente diversa da quella che la tradizione assegna alle popolazioni montane. Sono aperti al resto del mondo, hanno una visione ottimista del futuro, fanno affidamento principalmente sulle proprie forze, però chiedono alcune cose: maggiore cooperazione, spirito solidaristico, capacità di individuare i valori dei territori. È tutto scritto nero su bianco negli elaborati di 40 ragazzi della montagna bellunese, vicentina e veronese, che hanno concluso il percorso guidato e mediato dal sociologo bellunese Diego Cason. Questi giovani che noi vediamo
trattiamo in modo esotico come se fossero una parte diversa da noi, ma in realtà sono una parte della comunità e quindi sono i nostri figli, non è che sono dei marziani che arrivano da chissà dove, anche se sono pochi, hanno una visione, diciamo così, che come dire, mette da parte tutta una serie di cliché, di pregiudizi e si apre, diciamo così, al nuovo senza timore dei cambiamenti. Il progetto promosso da Europe Direct Montagna Veneta con i GAL e l'UNCEM ha fatto sintesi di necessità e bisogni dei giovani che sono la generazione del futuro ma soprattutto del presente. Pensare che la partecipazione si limiti ad ascoltare le loro opinioni è un errore madornale, perché la partecipazione consiste sì nell'ascoltare, nell'informare, ma anche nel fare le cose insieme, nel sostenere il lavoro che collettivamente facciamo e soprattutto anche sostenere il lavoro che altri fanno e che è di interesse comune. Quindi c'è molto lavoro da fare. L'anno europeo dei giovani sta volgendo al termine. L'Europa ha messo in campo risorse importanti per dare voce alle istanze dei giovani. Nei prossimi anni ci sarà la svolta, anche perché le unità nazionali, gli stati nazionali sono ancora molto forti all'interno dell'Europa. È un'Unione Europea, è un'Unione monetaria, ricordiamoci anche che non c'è una Costituzione europea. E a proposito di giovani e premi, ci spostiamo nel Vicentino. Una classe del liceo Fogazzaro si è aggiudicata 1.000 euro per aver realizzato un video che invita a comportarsi in maniera prudente e sicura lungo le strade. Si chiama La strada giusta ed è un progetto di educazione stradale promosso dall'ACI di Vicenza per aiutare i ragazzi a comportarsi nel modo corretto lungo le strade, ad avere prudenza, a non rischiare inutilmente. Un concorso che quest'anno è stato vinto da una classe del liceo Fogazzaro, la terza DE, che ha realizzato 2 video, uno dei quali ha colpito la giuria. Ha coinvolto 3.000 ragazzi su varie tematiche di educazione stradale. Diciamo che il coordinamento è della prefettura e del provveditorato agli studi. Va bene essere social, dicono i ragazzi, ma non alla guida. Quando ci si mette al volante, lo smartphone deve essere lasciato sul sedile per evitare incidenti. Abbiamo concorso con 2 video che si sono entrambi classificati tra i primi 10, opera dei nostri ragazzi perché noi non abbiamo collaborato ovviamente con loro. Il video della terza DE all'epoca che ha vinto il premio speciale ha avuto una menzione proprio per la colonna sonora. In occasione della premiazione l'ACI, con uno dei suoi istruttori, Sergio Maestrello, ha organizzato un corso in presenza sulla mobilità elettrica, tema di grande attualità. Ci siamo visti tutti sfrecciare un monopattino a velocità pericolosa. Qui vogliamo informare i ragazzi di quelle che sono le disposizioni che regolano questo tipo di nuova mobilità sostenibilissima, anche pericolosa se non usata nella maniera giusta. La classe ha vinto un assegno di 1.000 euro consegnato dall'ACI e che i ragazzi utilizzeranno come contributo per il loro viaggio di istruzione di quest'anno. Apriamo la pagina della cultura e ci spostiamo a Venezia. 165 fotografie e 32 testi danno un ritratto unico della città di Venezia. Vediamo insieme. Com'è Venezia vista dal cielo? La risposta la danno il fotografo veneziano Riccardo Reuter Rigoni e i 32 testi di Deborah Gusson che accompagnano gli scatti nel loro ultimo lavoro. In 165 fotografie aeree della laguna di Venezia, Venezia e le sue isole, e non solo appunto fotografie ma anche testi curati da Deborah su riguardo alle isole. Allora sono dei testi storici, una lettura approfondita ma non pesante e adatto a qualsiasi tipo di pubblico. Il libro si chiama Venezia vista dal cielo perché appunto parla non solo della città di Venezia ma anche di tutte le isole che compongono la laguna. Sono tutte quante foto realizzate a bordo di elicotteri, non sono foto aeree realizzate da drone, e fotografare dal vivo è un'emozione enorme perché si entra in contatto con la città. Dietro la fotografia c'è l'emozione anche di chi la sta scattando, in questo caso io, ma la laguna è sempre qualcosa da scoprire. Un libro pubblicato in 5 lingue. In 5 edizioni diverse, in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo, e sarà diffuso non solo in Europa ma anche in Nord America e nei paesi dell'America Latina, e sarà comunque reperibile in tutto il mondo. Ci è voluto molto tempo per appunto raccontare in maniera sintetica ma precisa
quello che è il complesso lagunare con tutte le sue isole, perché appunto Venezia non è mai una realtà a sé stante, ma comunica continuamente nella storia e nel tempo con tutti questi suoi, diciamo, satelliti che la circondano. Ormai lo sapete, ve li facciamo vedere ogni sera durante i nostri telegiornali. È tornata la nostra rubrica dei presepi. E adesso vi facciamo vedere un presepio particolare a Mestre. Santa baby, slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa baby, an outer space convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, and hurry down the chimney tonight. All the fellas that I haven't kissed. Next year I could be oh so good if you'll check off my Christmas list. Santa honey. E ora vediamo un'altra vostra piccola opera d'arte, questa volta realizzata a Bassano. E con i vostri presepi si conclude questa edizione di Focus TG. Grazie per averci seguito. Buon pomeriggio a tutti.